È stato rintracciato, identificato e denunciato per aver ferito un giovane milanese durante una rissa avvenuta a Piazzale Roma poco più di un mese fa. Le indagini della polizia locale di Venezia hanno infine stretto il cerchio attorno ad un uomo di origine nordafricana, ora accusato di aver colpito un ragazzo ad una guancia, probabilmente con un coccio di vetro, provocandogli una ferita che aveva poi richiesto diversi punti di sutura all'ospedale dell'Angelo di Mestre. I fatti risalgono al 5 luglio, quando verso le 3 di notte una pattuglia della polizia locale si imbatteva nei pressi di Piazzale Roma in un giovane con una vistosa ferita sanguinante alla guancia destra. Assieme a degli amici, tutti tra i 19 e i 22 anni, il ferito era intervenuto a difesa di una donna che stava venendo importunata da un gruppo di nordafricani. Era scoppiata una rissa in cui ad avere la peggio era stato il ragazzo ferito alla guancia. Già la notte del 7 luglio un'operazione mirata tra Campo Santa Margherita e Piazzale Roma aveva permesso alla polizia locale di rintracciare 4 nordafricani coinvolti a vario titolo nella rissa. Tra loro non c'era ancora quello ritenuto responsabile del ferimento, ma oramai la strada delle indagini era segnata. Nel periodo seguente sono partite una serie di ricerche coordinate che la notte scorsa hanno portato all'identificazione e alla denuncia dell'uomo.